Questi giorni stiamo concludendo, almeno dal punto di vista sindacale, tutte le operazioni di fusione tra APS e Bus Italia, operazioni di fusione in cui siamo riusciti contemporaneamente da una parte a dotare i lavoratori di Bus Italia di un contratto di secondo livello che si aspettavano da 20 anni a questa parte, dall'altra parte a salvaguardare l'occupazione e la retribuzione di tutti i lavoratori di APS. Credo che questo alla fine sia un risultato positivo, da considerarsi positivo per i lavoratori tutti, per il settore del trasporto pubblico locale padovano. Tra personale viaggiante e impianti fissi sono circa 490 lavoratori. Aspettiamo che vengano le urne, spero che ci sia una buona affluenza perché la democrazia è questa e ognuno deve esprimere il proprio personale parere sul lavoro che abbiamo fatto. Il prossimo passo quando sarà quindi? Il prossimo passo, martedì e mercoledì faremo le assemblee qui in azienda e poi giovedì e venerdì faremo il referendum sempre qui in azienda. I tagli del trasporto qui a Padova hanno reso difficile anche il trasporto sia per voi sia per i cittadini. Sì, diciamo che per i cittadini bisogna valorizzare e analizzare tutte le varie come posso dire, esigenze che si dovessero manifestare. È chiaro che in questo periodo ci sono diverse proteste e bisogna andare a sistemarle, aggiustare. Dunque la richiesta da parte vostra sia alla Regione sia in Comune a Padova qual è? Allora alla Regione che siano dati dei finanziamenti e non siano continuamente tagliati al trasporto pubblico. Per quanto riguarda il Comune, fare una politica che favorisca la mobilità pubblica. Che cosa bisognerebbe fare per un futuro di trasporto qui a Padova? Bisognerebbe pensare un attimino di riordinare tutta la viabilità cittadina, urbana, che secondo me nei punti di snodo, i punti dove effettivamente va rivisto tutto proprio il piano del traffico, dove costruire delle nuove corsie preferenziali e non tolte, anche perché qui a Padova ce ne sono veramente di pochissime, quindi non si riesce nemmeno ad avere una velocità cosiddetta commerciale, in modo da consentire alla gente lo spostamento molto più veloce e quindi, tra virgolette, l'uso appropriato del mezzo pubblico.